il fatto di avere una casa a Napoli può dipendere, può dipendere la sua napoletanità da quella, la sua integrazione da questo. Io penso che vivere in hotel sia un dedicarsi totalmente al lavoro, perché poi ci sono molte più opportunità per socializzare con quelli che sono incontri con i napoletani in un hotel che non nelle mura di una casa domestica dove si vive con la famiglia. Però poi ho trovato la soluzione. Ho già ricevuto il preventivo per un camper e il prossimo anno ogni mese girerò un quartiere della città, così partecipo anche a tutte le feste rionali. Però una sosta la voglio fare in Piazza Dante davanti alla storica libreria di Tullio Pironti, che non ho fatto in tempo a conoscere perché purtroppo è successo quello che sapete tutti. Pironti grande uomo, grande napoletano, grande tifoso del Napoli, e con lui avrei fatto volentieri una partita a scacchi o a scopa come piaceva a lui. No, lì c'era il rischio di buscarne se ci si faceva poi a cazzotti, perché lui era uno di quelli tosti veri. Per cui ho cominciato a leggere un po' del suo libro, perché poi me l'hanno indicato i miei figli, uno dei miei figli che ha passione un po' al pugilato e legge un po' di tutto, allora me l'ha fatto notare, e l'avevo già guardato in precedenza, però visto che ora ho la possibilità di vivere un po' lì, ci si ferma davanti alla sua libreria. Corriere